Poco prima delle 18, motociclista perde il controllo del mezzo, si schianta lungo la superstrada pedemontana all'altezza di Altivole. Vani disperati tentativi di rianimarlo. A Spercenigo la commozione della comunità per l'addio al 17enne morto 2 giorni dopo essere stato investito in bici da un'auto a Carbonera. Ai funerali i compagni dell'Atletica San Biagio, il papà veglia su di noi. Nuovi episodi scoperti dai carabinieri nell'inchiesta contro i 3 giovanissimi che sequestravano in un casolare della Castellana le vittime adescate in una piattaforma web di incontri per soli uomini, sostenendo che fossero pedofili. Segregata in casa picchiata perché non era una buona moglie, una buona musulmana, a processo l'ex marito macedone. Crollo del ponte Morandi. Nell'intercettazione del 2020 pubblicata in esclusiva dal Fatto Quotidiano, l'ex AD di Addizione, la holding dei Benetton, confermava quanto detto un mese fa al processo di Genova. Estate di cantieri, estate di passione. Il sindaco annuncia l'elenco dei lavori in partenza grazie al PNRR, dalle ciclabili alla caserma Salsa fino al sottopasso di Viale Cacciatori, e rassicura sul Parc Vittoria. Da Seneca al classico, ai problemi con le funzioni allo scientifico, fino al bilancio da redigere per l'economico, la seconda prova scritta della maturità. Dalla California a Treviso arriva sabato il coro City Angel per raccogliere fondi per i progetti di musicoterapia all'ospedale Cafoncello, un progetto della Onlus, la musica di Angela. Ancora una tragedia della strada in apertura di questa edizione del telegiornale. Il fatto è avvenuto davvero da pochissimo. Siamo lungo la superstrada pedemontana veneta. La direzione è quella di Spresiano, dove poco dopo le 18 un motociclista ha sbandato ed è uscito fuori strada. Impatto immediato con l'asfalto. Subito la chiamata al 118, si è alzato in volo l'elicottero, poi è arrivata l'auto medica. È stato rianimato per circa una ventina di minuti, almeno questo è stato il tentativo del medico e degli infermieri del SUEM 118. Purtroppo poi per l'uomo non c'è stata nulla da fare, sono ancora ignota la sua identità. Sul luogo della tragedia, per i rilievi di legge, è intervenuta la polizia stradale. Rallentamenti al traffico veicolare, purtroppo l'ennesima vittima sulle strade della Marca trevigiana. E poi andiamo a Spercenigo per l'ultimo saluto a Marco Bianchin, travolto da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, il 17enne di San Biagio di Callalta. Che grande prova, o Signore, ci costringe ad affrontare in questi giorni e in questo giorno che non dimenticheremo mai. Erano più di 500 gli amici, i familiari, i compagni di scuola e la squadra di atletica per l'ultimo saluto a Marco Bianchin, il 17enne di San Biagio di Callalta, morto all'ospedale Cafoncello di Treviso 2 giorni dopo essere stato colpito da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta. Troppo gravi le ferite, ed è stato proprio Don David ad annunciare la decisione della famiglia di donare gli organi del ragazzo. Chiesa gremita, il parroco che invita i fedeli ad avanzare lungo la chiesa, ad avvicinarsi al feretro ricoperto di fiori bianchi per non rimanere all'esterno in balia del caldo torrido. Noi al massimo arriviamo a dire: il destino ha voluto così, una tragica fatalità. Se fossi stato qui, o Signore. Forse saranno state anche le ultime parole di Marco quando ha terminato la sua corsa. Una famiglia straziata dal dolore, le sorelle Nadia e Sonia, mamma Marica, papà Stefano che ringrazia la comunità per la vicinanza di questi giorni e dall'ultimo saluto a Marco. I tuoi immensi occhi resteranno e ci accompagneranno per tutta la nostra vita. Grazie amore mio, sarai sempre nei nostri cuori. Vedi a tutti noi da lassù. Addio Marco. Grazie. Sequestravano, picchiavano e legavano le vittime per rapinarle. Salgono ad 8 le persone finite nella trappola dei 3 arrestati, di cui un minorenne. Lo scorso 18 febbraio a Vedelago si sono difesi dicendo di aver agito per punire dei pedofili.
Hanno sempre utilizzato lo stesso modus operandi. La loro prima aggressione risale al giugno 2022. Hanno attirato la vittima dopo averla contattata in una piattaforma per soli uomini, facendola cadere nella diabolica trappola. Loro si sono difesi dicendo di aver agito sempre come giustizieri per punire pedofili e omosessuali. Per 6 mesi, almeno per quanto si sa, si sono fermati. Poi l'escalation. Da dicembre si sono scatenati. In un mese e mezzo hanno sequestrato, picchiato e rapinato altre 7 persone. Le prime 3 attirate in una zona isolata di campagna, Campigo di Castelfranco, le altre 5 all'interno del casolare a Vedelago, dove sono stati arrestati. Le vittime sono uomini tra i 40 e i 50 anni, liberi professionisti, artigiani e operai. 6 sono trevigiani, un trentino e un vicentino. Un sodalizio criminale che aveva organizzato il piano nei minimi dettagli. Tutto fino al 18 febbraio, quando per i 3 giovani, un 19enne, un 20enne ed un minorenne residenti a Vedelago, sono scattate le manette. I carabinieri hanno fatto irruzione nella casa in costruzione dove hanno liberato un uomo di 50 anni legato e picchiato a sangue. Lo avevano immobilizzato con uno storditore. In ogni aggressione i 3, con un ruolo ben preciso, si facevano consegnare i bancomat ed il PIN, poi prelevavano varie somme di denaro per un totale di oltre 7.000 euro. Le indagini serrate hanno portato a scoprire dopo l'arresto le altre vittime. 2 persone si sono presentate dai militari dell'Arma per raccontare l'aggressione subita. Gli altri sono stati invece trovati dai carabinieri tramite gli accertamenti sui telefonini degli arrestati. Una volta in caserma hanno raccontato l'aggressione. La posizione dei 3 giovani ritenuti gravemente indiziati dei delitti di rapina aggravata, sequestro di persona, indebito utilizzo di strumenti di pagamento e porto di oggetti atti ad offendere e al vaglio delle rispettive autorità giudiziarie. Dalle indagini è emerso anche che 3 prendevano il cellulare delle vittime, carpivano i contatti privati e poi minacciavano di divulgare tutto se avessero raccontato a qualcuno quello che avevano subito. La vergogna poi ha fatto il resto. I carabinieri non escludono ci possano essere altre vittime. Ancora un caso di violenza in famiglia, segregata in casa e picchiata perché non era una buona moglie e non era una buona musulmana. Processo l'ex marito della donna e i suoceri. Maltrattamenti pesanti, botte anche davanti ai figli piccoli, persino la violenza sessuale. L'incubo vissuto da una donna perché ritenuta non essere una buona musulmana e una buona moglie. Un caso terribile che ora vede 3 persone rinviate a giudizio, l'ex marito della vittima, un 40enne macedone, e i genitori di lui. I fatti sarebbero avvenuti alla fine del 2021. Lei, infermiera in una casa di riposo, si trovava a vivere, secondo le indagini della procura, in un nucleo chiuso e rigidissimo che non le consentiva alcuna libertà, nemmeno economica. Nel dicembre di quell'anno sarebbe stata selvaggiamente picchiata in macchina e poi trascinata via da un locale dove aveva trovato rifugio, strattonata per i capelli, dopo un litigio a causa della tessera bancomat che avrebbe dovuto essere usata per l'acquisto di un telefonino e che invece l'uomo le aveva sottratto al momento di pagare. Fatti confermati in un incidente probatorio dei figli, ora in una comunità protetta assieme alla madre. L'ex marito, con alle spalle precedenti per spaccio e un decreto di espulsione, le avrebbe anche imposto rapporti sessuali come punizione per aver trovato alcune foto di lei con i colleghi, spalleggiato nei suoi comportamenti dai genitori, fermi nel far rispettare le arcaiche regole patriarcali. Il processo si aprirà nel marzo 2024. Ancora cronaca, siamo ad Altivole. Hanno usato dello spray nero per oscurare le telecamere di sicurezza nel tentativo di assaltare il postamat dell'ufficio postale di Caselle di Altivole. Era circa l'1:30 di questa notte quando i malviventi, travisati in volto, hanno provato a sferrare il colpo. Probabilmente l'intento era quello di far saltare in aria o scassinare un ATM di poste, ma sono stati traditi dallo scattare dell'allarme. Immediato intervento di alcune pattuglie dei carabinieri di Castelfranco Veneto, accorse sul posto, hanno costretto alla fuga i ladri scappati a piedi nelle vie vicine. Scongiurato il furto, i danni si sono limitati al danneggiamento della telecamera di sicurezza. Le indagini per accertare l'identità dei malintenzionati sono in corso. Andiamo a Genova con il crollo del ponte Morandi, intercettazione shock pubblicata in esclusiva dal Fatto Quotidiano con le parole di Gianni Mion, ex amministratore delegato di Edizione, la holding dei Benetton, parole datate 2020 che confermano quanto detto dal manager un mese fa al processo di Genova. Si sapeva da sempre che il ponte aveva un problema di progettazione. Quando abbiamo comprato la società,
autostrade, abbiamo detto che ci stava bene così come stava, siccome lo sapevamo che c'era quella cosa ed è stata ampiamente discussa e presentata in molte occasioni, bisognava semplicemente, come nostra responsabilità, dire ragazzi, bisogna rifare sto ponte. E siamo andati. Sì, certo, lo sapevamo. Certo. Sono frasi che aggiungono rabbia e sconcerto quelle che il Fatto Quotidiano pubblica in esclusiva con una intercettazione tra Gianni Mione e Sergio Erede, datata inizio 2020. Esattamente un mese fa, l'ex amministratore delegato di Edizione, la holding dei Benetton, aveva scatenato la bufera al processo a Genova per il crollo del Ponte Morandi, sostenendo come già dal 2010, 8 anni prima del disastro, tutti sapessero dei rischi dell'infrastruttura. Il mio più grande rammarico, aveva detto in aula. Ora queste affermazioni trovano un riscontro ulteriore. L'intercettazione telefonica tra Mione e il consulente legale del gruppo Benetton Sergio Erede va in scena 1 anno e mezzo dopo la tragedia, quando il governo Conte II agita lo spettro della revoca della concessione autostradale ai Benetton. Mion spiega a Erede quanto il caso Ponte Morandi fosse sul tavolo fin dall'inizio. È stato fatto una riunione, un'indagine in cui c'erano tutti i consiglieri di amministrazione di Atlantia, gli amministratori delegati, direttori generali e management, e loro hanno spiegato che quel ponte lì aveva una difficoltà di progettazione, una peculiarità di progettazione che lo rendeva molto complicato. Allora, quando io ho chiesto all'ingegner Castellucci e ai suoi dirigenti, fra cui l'ingegner Mollo, direttore generale, chi è che certifica la stabilità di sto ponte e l'agilità di sto ponte, mi è stato detto ce lo autocertifichiamo. Ci ho spiegato? Beh, ho capito, io queste circostanze non le conoscevo. Ma allora bisogna saperle però, perché sennò qua arriviamo a conclusioni pericolose. Durissimo il giudizio sui Benetton dall'allora potente manager. Allora loro adesso hanno individuato giustamente l'inettitudine della famiglia Benetton. Ok, però la famiglia Benetton, nella sua stupidità, può anche dire sì, io mi sono fidato di Castellucci, di Tommasi e di quant'altro, però mi sono fidato anche dei controlli che dovevano esserci. Non ci fu poi alcuna revoca. Il governo liquidò Atlantia, la holding controllata dai Benetton, con oltre 8 miliardi di euro e attraverso la Cassa Depositi e Prestiti si ricomprò Autostrade per l'Italia, accollandosi i debiti e le cause legali. Già però a inizio 2020 Mion era convinto che i gravi inadempimenti, motivo concreto per revocare la concessione, fossero reali, gettando un'ombra scurissima sulla tenuta della rete autostradale allora controllata dalla famiglia di Ponzano. Siccome stiamo parlando di una rete vecchissima che ha mediamente più di 60 anni, praticamente da rifare tutto. In Liguria, piuttosto che in Toscana, piuttosto che in Abruzzo, piuttosto che nel Molise, è tutto a rischio e può succedere di tutto. Cosa facciamo? Torniamo a Treviso, in città. Ieri pomeriggio la riunione tra l'amministrazione comunale con sindaco e assessori Zampese e De Checchi e la sovrintendenza ai beni culturali per decidere delle perizie per il cantiere del Park Interrato Vittoria. Tra i commercianti c'è entusiasmo ma anche preoccupazione. Eccola qua. Non sono tantissimi però. Però intanto ci sono parecchie firme. Questi sono tutti commercianti? No, cittadini. Perché non lo vogliono? Perché non vogliono che entrino altre macchine in più. Angelo, titolare della storica edicola Fronte Gabelli, conserva le firme raccolte contro il Park Interrato di Piazza Vittoria, 2 piani da 430 posti auto, sul pannello accanto agli annunci. Oltre ai cittadini hanno firmato anche alcuni commercianti, come il negozio di scarpe Giovani o il ristorante da Roberto, anche queste attività storiche di Viale Cadorna. Disagi per i lavori, rivoluzione della viabilità che preoccupa sono tra le motivazioni e la paura che il centro si riempia di auto. Vi vogliono togliere le macchine dal centro e poi ci fanno un parcheggio. È un controsenso. No, sono negativo. Perché? Perché disturba la tranquillità di quelli che abitano qua, diventa tutto un giro. Io abito là dietro, quindi sarebbe un traffico. Poi ci sono i commercianti che questo parco lo attendono da anni, disposti a vedere cambiare il volto di questo angolo di città, ma preoccupati che il cantiere si trascini nel tempo. Bloccare un'attività per tanto tempo è deleterio, assolutamente. Quindi contiamo sul fatto che vengano fatti tutti gli accertamenti, tutto quanto necessario prima e poi che quando si parte la cosa venga fatta
senza stop. Impiantare un cantiere che poi rimane bloccato magari per 3, 4, 5 anni perché nel frattempo si trovano falde o resti sarebbe un foglio di via anche questo qua per tantissime realtà che non possono e non hanno la forza di sopportare tutti questi anni di lavori. Chiedono di essere coinvolti i commercianti e che Viale Cadorna, destinato a diventare zona ZTL, sia accessibile non soltanto ai fornitori. Avendo un'attività in centro storico da così tanti anni siamo abituati anche a poterlo raggiungere facilmente. Per alcuni un parcheggio nel cuore del centro rappresenta un'opportunità. Favorevole, perché ci sarà sicuramente più gente, più passaggio, sicuramente favorevole. La gente anzi chiede a noi dove possono parcheggiare. Noi diciamo sempre prova a fare il giro, però... Quindi è una buona cosa aumentare i posti? Sì, se non danneggi proprio troppo quello che è storico. E poi ci sono le rassicurazioni che sono arrivate già nella prima mattinata da parte del sindaco Mario Conte, nessun via libera al cantiere, poi la richiesta di avere pazienza perché invece partiranno tanti cantieri con l'estate. Hanno realizzato la metropolitana a Roma e non vedo particolari problemi nel realizzare un parcheggio a Treviso. Detto questo però tranquillizzo residenti e commercianti che se ci saranno le condizioni si procederà con la realizzazione del parcheggio, se ci saranno dei motivi che rischiano di ostacolare il percorso di realizzazione di questa struttura non cominceremo nemmeno. L'obiettivo resta quello di realizzare il parcheggio interrato di Piazza Vittoria, 430 posti di cui 100 riservati ai residenti. Progetto che dovrà però ottenere il via libera dalla sovrintendenza, assicura il sindaco di Treviso Mario Conte. Non apriremo cantieri che non siano destinati ad essere portati a termine. Una volta eventualmente individuati i reperti storici, poi si deciderà se ci sono le condizioni o meno. L'apertura ufficiale del dialogo ieri durante l'incontro a Cassugana, definite le verifiche pratiche e burocratiche necessarie soprattutto per garantire la tutela del monumento ai caduti. Di fatto per il sindaco Conte però è questo il primo passo verso la pedonalizzazione. Significa restituire una via Cadorna ciclabile e alberata e significa cominciare anche un processo di svuotamento di alcune piazze molto belle ma oggi rovinate dalla presenza delle macchine. Sono altri intanto i cantieri pronti a partire, finanziati con il PNRR, caserma Salsa, sottopasso di Viale Cacciatori, riqualificazione della mura, completamento delle piste ciclabili. La prossima settimana l'incontro decisivo con RFI per concordare gli interventi in quartiere San Zeno a corredo del cantiere della nuova stazione dei treni. Saranno mesi davvero molto impegnativi. Ai cittadini chiedo un po' di pazienza e di apprezzare anche lo sforzo che l'amministrazione sta facendo. Vandalizzazione nei mezzi di mobilità di Marca. Un gruppo di ragazzi ha fatto esplodere dei petardi durante la corsa dell'autobus filmando tutto con il cellulare. Il video diventa virale su Instagram. Aggressioni e disagio giovanile che sembrano in aumento a Treviso. E proprio da Treviso parte un piano intercomunale per progettare le prime soluzioni. 15 petardi fatti esplodere in autobus e lanciati dai finestrini verso le persone. Il video caricato sui social per ottenere like e visualizzazioni. Il fatto accaduto a bordo di un autobus MOM nella zona di Montebelluna risale alla metà di aprile. I 4 ragazzi autori del gesto, molto probabilmente minorenni, hanno cominciato inizialmente a creare trambusto all'interno del mezzo e poi fatto scoppiare i petardi lungo il corridoio e fuori dai finestrini all'altezza delle fermate, provocando paure e rabbia tra i passeggeri. Un atto pericoloso che avrebbe potuto ferire le persone o provocare un incendio al suo interno. Questa volta i bulli hanno agito con uno scopo ben preciso: importunare l'autista e filmare il tutto per ottenere un po' di notorietà sul web. L'autista MOM, fermato il bus, è andato personalmente a rimproverare i giovani minacciando di chiamare le forze dell'ordine se non avessero smesso. Questi di tutta risposta gli hanno riso in faccia, filmando anche il conducente a sua insaputa. Il video è stato pubblicato dai ragazzi su TikTok e Instagram, raggiungendo oltre 90.000 visualizzazioni. Il conducente, involontariamente protagonista del video virale, ha denunciato il fatto ai carabinieri di Treviso. È l'ennesimo atto di vandalismo sui mezzi di mobilità di Marca, che fa riflettere sul più ampio tema della violenza e dei fenomeni di aggressione di cui sempre più spesso i giovani si rendono protagonisti. Dall'amministrazione di Treviso possibili soluzioni per arginare questo tipo di fenomeno. Treviso ha la caratteristica di essere un comune capoluogo, tanto più se parliamo di episodi nei mezzi pubblici, i ragazzi possono provenire da qualunque altro comune. Noi proprio alla fine di questo mese faremo il punto su un progetto di educativa di strada
che abbiamo promosso a inizio gennaio con gli altri comuni del nostro ambito, quindi con i 37 comuni, incidendo in diverse sedi. Faremo il punto con tutti i comuni proprio per decidere che tipo di progettualità insieme portare avanti a metà tra il sociale e le politiche giovanili. Operatori dei servizi sociali scesi in strada e nelle piazze, luoghi non istituzionalizzati dove sempre più di frequente i ragazzi si ritrovano. Verifichiamo i dati raccolti, verifichiamo cosa ci dicono gli operatori, li leggiamo con i comuni, servizi sociali e politiche giovanili insieme e da lì decidiamo quale nuova progettualità sperimentare sempre nell'ambito dell'educativa di strada. Continuiamo a parlare di ragazzi, fa discutere anche nella Marca la promozione degli studenti che nell'ottobre scorso spararono pallini di plastica con una pistola ad aria compressa contro la loro insegnante a Rovigo. Il ministro dell'istruzione interviene e definisce quella promozione diseducativa. Sono stati promossi con i 9 in condotta e la media dell'8 due dei ragazzi di un istituto tecnico di Rovigo che avevano sparato alla loro insegnante dei pallini con una pistola ad aria compressa. Sulla vicenda è intervenuto il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Rispetto all'autonomia di ogni scuola ha detto: tuttavia la scelta di dare i 9 in condotta a chi ha aggredito una professoressa mi lascia sorpreso anche per il messaggio diseducativo che ne può derivare. Il ministro ha chiesto una relazione dettagliata sulle motivazioni che hanno condotto a questa decisione, una vicenda che il sociologo Umberto Filippi definisce tragica. Tragica per l'insegnante, che mi risulta abbia anche rischiato di perdere un occhio, che non è cosa certo da poco. E tragica anche per la situazione che si vorrebbe dire educativa della scuola, che evidentemente non vedo questa funzione educativa da nessuna parte, anzi la vedo profondamente in questo senso diseducativa. E su Twitter anche il ministro della Difesa ha chiesto scusa a titolo personale, da semplice cittadino, all'insegnante. Se la scuola ha lo scopo di educare, penso si sia persa un'occasione, ha scritto Guido Crosetto. Il dirigente scolastico provinciale invece ha difeso la scelta di promuovere il ragazzo, basandosi sul rendimento scolastico e preferendo un percorso educativo interno a sospensioni o bocciature. In casi come questi però anche le famiglie hanno grosse responsabilità. Dietro i giovani ci sono i non giovani, cioè ci sono gli adulti e ci sono i genitori, in particolare i genitori. Ecco, io credo che il discorso ormai sia di che modelli di adulti o di non adulti hanno questi giovani. Io credo che il problema stia lì. I giovani in sé, sì, ma le responsabilità vanno cercate alle spalle dei giovani. Gli avvocati dell'insegnante stanno attendendo la conferma ufficiale della promozione, quindi hanno intenzione di contattare il ministro Valditara. Il fatto risale all'11 ottobre scorso e l'insegnante aveva chiesto alla direzione scolastica dei provvedimenti, non essendo arrivati aveva presentato denuncia. Andiamo in pubblicità tra poco. Ben ritrovati TG Treviso, ripartiamo dagli esami di maturità, seconda prova oggi al classico Seneca, le funzioni invece per il liceo scientifico, poi un business plan per il turistico e un bilancio invece per i licei economici. Vediamo com'è andata a Treviso. Sì, cosa vi chiedevano? Di fare un bilancio, quindi stato patrimoniale, conto economico, e di calcolare il break-even point. Business plan e indici e quindi riclassificare tutto il bilancio. Perfetto, andata benissimo. Spero sia andata abbastanza bene, insomma. Eri preparato, insomma, avete fatto questo durante l'anno? Sì, abbiamo fatto tutto questo durante l'anno e eravamo abbastanza preparati anche gli altri, visto che scrivevano tutto. I cellulari zero li hanno ritirati, però sì, insomma era un po' difficile, avevamo 4 professori tutti attorno, per cui era un po' così. Proprio quello che oggi si chiede il mondo del lavoro, no? Saper fare un bilancio. Esatto, anche se poi magari nel mondo del lavoro è tutto computerizzato eccetera, però comunque sapere le basi e sapere come funziona è comunque fondamentale. Così all'Istituto Riccati di Treviso gli studenti impegnati con la seconda prova dovevano dimostrare di saper fare un bilancio, una prova che i ragazzi hanno definito fattibile, così come quella richiesta al liceo scientifico Leonardo da Vinci. Abbiamo fatto le simulazioni comunque durante l'anno, ci sono sembrate leggermente più semplici delle simulazioni. Era sostanzialmente studio di funzioni, quindi integrali, derivate, limiti e quello che ci va dietro, insomma. Ero preoccupato per oggi, ma è andata bene.
puntavo su questa. Adesso si aspetta l'orale. Cellulari ritirati all'ingresso dopo la trascrizione del documento. Ieri agli studenti dello scientifico sono state anche controllate le calcolatrici, non tutte erano ammesse. Gli studenti del turistico, siamo al Mazzotti, alla prova con un business plan e un piano di finanziamento. Io ho fatto il direct costing e i finanziamenti, ma c'era anche le fasi del pacchetto turistico e le proloco. La sintesi preliminare di un'azienda, poi c'era la parte dell'analisi dell'azienda in generale e poi del prodotto che dovevamo appunto vendere. Sareste pronti per il mondo del lavoro? Volendo sì, anche sì, dai, la preparazione non ci lamentiamo. Beh, abbiamo fatto anche 3 settimane di stage in degli hotel rinomati in tutta Italia, quindi un minimo di preparazione ce l'abbiamo. Musica, arriva a Treviso il coro City Angel direttamente da Los Angeles per raccogliere fondi per i progetti di musicoterapia dell'ospedale Caffoncello. Arriva a Treviso l'Angel City Chorale di Los Angeles grazie all'associazione La Musica di Angela Onlus. Sapevo che questa era una cosa magica, una cosa unica e a un certo punto abbiamo deciso di fare questo tour in Italia di 2 o 3 concerti e ho detto alla nostra direttrice: so io il concerto che dobbiamo fare, e spiegando a lei la missione, gli scopi della musica di Angela, si sono tutti emozionati subito e si sono affezionati a questa organizzazione, hanno detto subito di sì. E così è nata questa idea. Siamo un'associazione dal 2014, Angela è mancata il 2013, l'anno dopo abbiamo fondato questa associazione che è diventata Onlus in 3 mesi, quindi anche a tempo di record. Abbiamo voluto da subito aiutare entrando nella pediatria perché è stata per noi casa. L'Onlus si occupa di raccogliere fondi per finanziare progetti di musicoterapia per i bambini del Caffoncello di Treviso. L'emozione è tanta perché tutto parte da un grandissimo dolore che invece di chiudere una coppia di genitori l'ha aperta alla comunità e ci ha dato l'opportunità di aiutare e ci darà l'opportunità di aiutare tantissimi bambini attraverso la musicoterapia. Quando abbiamo fondato questa associazione abbiamo sentito proprio il grande cuore di Angela vicino a noi, quindi tutte le situazioni anche difficili a volte che si creavano diventavano qualcosa di miracoloso e quindi era la verità e l'amore grande che ha sempre avuto Angela per noi e noi per lei, per poter fare andare avanti e poter far sorridere qualche altro bambino. Appuntamento al Teatro del Monaco sabato 24 giugno. This is me. Here we go! Per 2 volte si era infilato nel vano motore di 2 furgoni, per 2 volte i vigili del fuoco lo hanno estratto. Disavventura a lieto fine per un gattino, soccorso questa mattina intorno alle 8:30 da una squadra dei vigili del fuoco del Comando Centrale di Treviso intervenuta in via Calmaggiore. Il piccolo felino, dopo un po' di coccole, è stato affidato alle cure della richiedente che aveva chiamato per il soccorso. Siamo alle notizie che arrivano da Belluno e provincia. Cronaca in apertura, le concentrazioni di cannabis in circolo nel corpo del piccolo Nicolò Feltrin erano elevatissime, manifestavano un'assunzione recente, quella che poi ha causato l'intossicazione che ha ucciso il bimbo di 2 anni il 28 luglio dello scorso anno. Era hashish, verosimilmente mescolato nel cibo somministrato al bimbo. Lo ha stabilito la consulenza medico-legale sul caso del piccolo di Codissago, frazione del comune di Longarone, deceduto per overdose. Il papà, il 43enne Diego Feltrin, è indagato per omicidio colposo. Quando portò il piccolo all'ospedale non disse chiaramente quello che era accaduto. Ha sempre sostenuto infatti che il bimbo avesse raccolto e ingerito accidentalmente una sostanza marrone trovata a terra nel parco. L'hashish era stato ritrovato nella camera di Nicolò in una tazzina, era un pezzo di sostanza resinosa, verosimilmente appunto tipo hashish, del peso di 1,2 grammi, ma la droga era ovunque in quella abitazione.
E avverrà a breve la pubblicazione del bando per l'affidamento dei lavori del Parco di Belluno in Destra Piave e i suoi accessi urbani. Il grande progetto, modificato rispetto alla prima versione, è ormai pronto a decollare. Approvato il progetto esecutivo del Parco di Belluno in Destra Piave e i suoi accessi urbani. Il progetto, modificato rispetto alla prima stesura, ridisegnerà l'area di Lambioi compresa dal Parco Emilio e la piana verde lungo la riva destra del Piave, per ricreare zone attrezzate per turisti, bagnanti e camperisti e permettere al sicuro pedoni e ciclisti attraverso un collegamento sicuro tra i due parchi. Progetto importante per tre motivi: l'aspetto sicurezza, l'aspetto paesaggistico e l'aspetto turistico. Di sicurezza soprattutto perché verrà creato un sottopasso e quindi le persone che vorranno recarsi in quell'area potranno non attraversare la strada ma usufruire di questo sottopasso. Sarà anche ripristinata l'aspetto paesaggistico, quindi verrà creato tutta un'area verde, e poi anche sotto l'aspetto turistico l'area camper vicino al Parco Emilio verrà rimodulata, verrà più grande e anche con tutti i servizi connessi, quindi un grande progetto al servizio della città. Il quadro economico di spesa approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito in oltre 4.350.000 euro l'ammontare degli interventi di competenza del Comune e in 515.000 quelli di competenza di BIM GSP. Nel progetto definitivo si aggiungono i lavori di ripristino dei danni causati da Vaia, nonché dei percorsi pedonali per collegare le aree di sosta, di gioco e di svago. Attenzione sarà riservata anche ai reperti medievali ritrovati durante la fase di messa in sicurezza dell'area nel 2018. In virtù del loro valore di memoria storica, saranno collocati lungo il percorso su appositi piedistalli. Il Comune di Belluno sistemerà i dissesti di Borgo Pra e di via San Francesco grazie ad un importante contributo della provincia, 250.000 euro stanziati, dopo che la provincia era già intervenuta nel 2020 con altri 130.000 euro. I due dissesti sono stati causati dalla tempesta Vaia e in seguito si erano aggravati a causa di piogge torrenziali. Negli ultimi mesi il Comune di Belluno ha segnalato che le risorse non erano sufficienti, chiedendo ulteriori contributi. Il Consiglio provinciale ha quindi approvato una variazione al bilancio di previsione in cui rientra anche il 1.700.000 euro per i lavori al polo scolastico di Boscarizza di Feltre, che fa parte del vasto progetto PNRR da 16 milioni di euro con abbattimento e ricostruzione della struttura. 2 giorni di approfondimento su tematiche sismologiche, a darne l'occasione l'anniversario del terremoto che colpì Belluno 1 secolo e mezzo or sono. 2 giorni di studio per ricordare il 29 giugno di 150 anni fa, una data in cui forse non molti sanno che un terremoto colpì Belluno. L'epicentro fu in Alpago e le scosse furono tra il 9 e il 10° grado della scala Mercalli e oltre il 6° della scala Richter. Quello che noi abbiamo voluto fare d'intesa con gli ordini professionali e l'Istituto Nazionale di Vulcanologia e Geofisica era quello di dare un patrimonio di conoscenze, di consapevolezza, di storia di quello che avvenne purtroppo di molto tragico, 80 morti, 83 feriti esattamente 150 anni fa. Un terzo degli edifici cittadini venne danneggiato, 8 stabili crollarono e tra quello che crollò ci fu anche l'abside della cattedrale di San Martino. La speranza oggi è che ricordare possa aiutare a prevenire. La consapevolezza tramite l'ausilio dei tecnici, degli scienziati, di chi ha cognizione di causa, di modo tale che la popolazione possa sapere quali sono i rimedi, perché al momento la scienza non è ancora in grado di prevedere con sicurezza il verificarsi di un terremoto, ma certamente possono essere messi in campo degli strumenti di natura tecnica e anche normativa per mitigare il più possibile il rischio e non avere disastri con palazzi distrutti o persone sotto le macerie. FEBEL è acronimo di Feltre Belluno e la sigla di un fitoprogramma di incontri presentati oggi a Mel nella suggestiva cornice della sconsacrata chiesetta di San Pietro. Montagna urbana, transizione rurale, industriale, urbana, FEBEL 2030. È il titolo di un ambizioso programma di giornate di incontro e di studio con al centro dell'attenzione la Val Belluna. Protagonisti, con il coordinamento di un docente della Sapienza di Roma, la diocesi di Belluno-Feltre e proprio i comuni di Belluno e Feltre. La Val Belluna, per chi non vi è nato, ma
riesce a avere la fortuna di conoscerla, di girarla, di viverla, è sostanzialmente un modello che a livello, adesso va di moda questa parola, a livello globale, a livello internazionale, è preziosissimo, è raro, perché è un'unità ambientale, storica, eccetera, che sta uscendo anche non volendo o inconsciamente dalla frammentazione delle piccole amministrazioni e funziona ormai come una città di nuovo modello. In una serie fittissima di incontri saranno coinvolti ospiti provenienti da tutto il mondo. Io vengo dalla Sapienza, noi siamo un'istituzione di ricerca oltre che di formazione e quindi vorremmo far discutere tra loro i protagonisti di questa realtà così particolare, così bella e così preziosa, per comprenderla meglio. Quindi c'è un obiettivo di ricerca, ma c'è anche l'obiettivo che è sempre tipico delle cattedre UNESCO. Io sono coordinatore di una cattedra UNESCO sulla qualità urbana e la cultura urbana, e fare in modo che il nostro intervento serva anche a creare momenti, adesso dico una parola, diciamo di autoconsapevolezza di ciò che si vive e si gestisce. Era questo il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia. Anche questa sera siamo alle previsioni del tempo. Intanto vi auguro una buona serata. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Si indebolisce temporaneamente l'anticiclone africano. La giornata di venerdì 23 giugno sarà contraddistinta da una locale variabilità. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica evidenzia un contesto instabile, fino al mattino spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi. Col passare delle ore probabili rovesci o temporali a carattere sparso. Temperature in calo, sia pure lieve, minime tra 15 e 22 gradi, massime sui 29-33 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso ampio soleggiamento, poi verso il pomeriggio possibili temporali sparsi, localmente anche intensi. Temperature minime sui 18-23 gradi, massime sui 30-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Qui avremo un'alternanza fra sole e nubi con occasionali piovaschi, dunque in linea con il contesto. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime sui 29-30 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.